nuove sfide e nuove opportunità per il pianeta casa. Oggi le 4 categorie che compongono il pianeta casa, l'edilizia, l'installazione di impianti, i serramentisti e il legno arredo, hanno chiamato a raccolta le imprese, soprattutto quelle più strutturate, per parlare dell'economia circolare. E si parla di riuso di nuovi materiali e dell'edilizia off-site. L'edilizia off-site è una novità, è la possibilità di costruire delle case facendo dei pannelli dentro delle fabbriche che poi vengono montati nel cantiere. Questa è un'esperienza che soprattutto nel nord Europa sta funzionando molto bene e si innesta in un settore che dopo una crisi molto importante qui in Italia, come in tutto il resto d'Europa, sta rinascendo. I dati sono confortanti, le imprese cominciano a ricrescere e soprattutto sta crescendo l'occupazione. Ci sono però dei dati preoccupanti. I giovani non si avvicinano al settore, sono pochi quelli che vanno nelle scuole professionali e purtroppo quello che loro imparano è legato a un'edilizia di vecchio stampo. Da qui l'esigenza di fare un punto, un momento di riflessione della categoria, perché se le nuove prospettive sono un'edilizia completamente diversa, quasi un'ibridazione tra la metalmeccanica e il cantiere, è necessario che le imprese imparino e che i giovani abbiano dei percorsi formativi adeguati a quello che sarà il futuro. E raccontare questo alle imprese e ai giovani è importante, perché così si potrebbe recuperare un patrimonio edilizio anche in maniera tutta originale. Su questo si confronteranno imprenditori, gli enti bilaterali, professori universitari e ci saranno anche dei casi aziendali che dimostreranno che questo è possibile. Il progetto si concluderà poi all'estero, dove una quindicina di imprese della Confartigianato andranno a visitare i paesi del nord, Scozia, Inghilterra, Olanda, per vedere casi di cantiere, centri di ricerca, scuole professionali che stanno già guardando all'off-site. L'edilizia in Veneto è il settore portante perché il bene casa è sempre stato considerato il bene rifugio anche, specialmente in Veneto, quindi non mi affitto ma acquisto, quindi per il Veneto comune avere una casa in proprietà è quasi una certezza e una sicurezza, quindi effettivamente il settore edilizia è molto diffuso. Si era risentito molto però della grande crisi, della bolla economica, perché l'edilizia era troppo esposta anche a livello di credito bancario, e quindi quello che è successo è stato dovuto non a una scelta del consumatore ma a una controtendenza economica che c'è stata nel sistema, perché effettivamente sembrava che tutto potesse funzionare, potesse crescere, effettivamente c'è stata la bolla speculativa che ha interrotto il percorso, ma l'esigenza di abitazioni c'è ancora, il giovane cerca ancora la casa in proprietà, magari bisognerebbe indirizzare la nuova edilizia verso sistemi anche di edilizia diversi, ma magari anche verso altri sistemi di proprietà dell'edificio. Nel nord Europa è molto diffuso il fondo immobiliare, cioè io compro una parte di fondo immobiliare, quindi io compro un edificio che non è ben definito all'interno di un sistema immobiliare, quindi io posso spostarmi all'interno del territorio ed avere la stessa quota di fondo immobiliare sotto un'altra forma, cioè un secondo appartamento, magari in un secondo luogo. Questa è l'evoluzione che ci vorranno anni e anni, forse 100 anni in Italia perché succeda, però è l'unica evoluzione che ci può essere, a mio parere, per il giovane che deve spostarsi per lavoro, che non è più legato al territorio. Perché benissimo l'edilizia territoriale, la proprietà privata è una grandissima bella cosa, però lega chi ha la casa in un territorio a rimanerci o ad avere delle enormi perdite in caso di transazione. Perché il mercato, ora lo si è visto, il mercato dell'abitazione è sceso moltissimo, specialmente nella provincia i prezzi continuano ad abbassarsi, quindi il valore reale effettivo dell'edilizia esistente cala ogni giorno di più. Solo nei centri comincia a ripartire effettivamente l'evoluzione del fabbricato, perché effettivamente ha un valore superiore. Perché c'è l'attrazione, ma la volontà anche regionale in Veneto, di riportare nella concentrazione urbana effettivamente l'edificato e liberare un po' questo immenso territorio e utilizzarlo in altra forma. Questo sicuramente sì. Quindi secondo me l'evoluzione sarà ecosostenibilità, l'edificio deve essere ecosostenibile, ma l'ecosostenibilità dobbiamo toglierci dalla testa che sia l'unico fattore ambientale. L'ecosostenibilità si rende
si fa anche con deve essere sostenibile economicamente, l'edificio deve essere autonomo, io non devo avere dei costi esagerati ma non solo nella manutenzione, nel mantenimento dell'edificio e anche nei consumi, e questa è l'evoluzione di tante tecnologie che si stanno attuando ora. L'edificio deve quasi rigenerarsi economicamente. Ora si sta molto attenti all'investimento, cioè chi compra un edificio deve comprare un edificio che non possa avere una caduta di valore, deve avere invece un rinnovo di valore o perlomeno mantenere il prezzo, e quindi le tecnologie che si attuano sono fatte per questo, quindi si costruiscono case che non consumano, si cerca di farle in zone dove ci sono state già fatte case, quindi demolizioni e ricostruzioni con benefici fiscali enormissimi, perché effettivamente mai come ora c'è stato un periodo così fruttuoso per chi investe in edilizia. Uno può demolire e ricostruire ed avere benefici fiscali enormi, adesso è entrata la cessione del credito pure, quindi effettivamente mai come ora c'è stato, ma in Veneto ancor più, perché abbiamo il 2050, il nuovo piano casa, fra virgolette, che ci dà la possibilità di aumentare cubatura solo per il fatto che demoliamo un edificio esistente, un riordino generale dell'intero patrimonio edilizio che c'è in Veneto specialmente, che sposta la facoltà con i crediti edilizi di spostare i metri cubi da dove non servono a dove servono, e con la facoltà di utilizzare anche il bonus fiscale. Quindi mai come ora c'è stato questo fattore positivo per l'edilizia, specialmente in Veneto. Sarebbe uno sbaglio non trarne vantaggio, quindi la diffusione di queste tutte tecnologie e di queste opportunità deve essere quasi giornaliera da parte nostra, secondo me. L'edilizia industrializzata off-site è applicabile per il mondo italiano e del Veneto in particolare e per le piccole imprese? Sì, la cosa interessante è che è assolutamente applicabile, nonostante stiamo parlando di un processo di, tra virgolette, industrializzazione, è semplicemente lo spostamento di alcune delle attività che tipicamente facciamo in cantiere, quando non piove o non nevica, le facciamo in un capannone, cosa che le imprese artigiane già fanno e soprattutto le imprese italiane artigiane fanno già molto bene. Il fatto di portare queste attività dallo spazio del cantiere a uno spazio dove possiamo organizzarle, strutturare meglio, ci permette di aumentare la produttività, di diminuire gli sprechi, per costruire edifici in meno tempo, con costi minori e con una qualità maggiore. Non stiamo parlando della vecchia prefabbricazione, stiamo parlando di un concetto, di modalità nuove e che possono oggi rispondere alle esigenze abitative soprattutto di una larga parte della popolazione che oggi si trova con una casa vecchia da ricostruire o demolire e ricostruire o da semplicemente riqualificare. Tutti i processi che possiamo affrontare con queste metodologie che non solo dal nostro punto di vista ma nella dimensione internazionale sono quelle su cui il mondo sta puntando. Chiaramente questo potrebbe attrarre giovani nell'edilizia, perché i dati dicono che pochi giovani si avvicinano a un settore che viene considerato ormai vecchio, in difficoltà, ma chiaramente le scuole di oggi non sono preparate a questo, ci vogliono nuove figure. Sì, l'edilizia è il settore meno digitalizzato dopo la caccia e la pesca, quindi sicuramente c'è tantissimo da fare e oggi nelle università del nostro paese quelle dell'ambiente costruito sono quelle che attraggono meno studenti, quindi è di fronte a un settore che è uno di quelli che sta promettendo più cambiamenti. Quindi dobbiamo accorciare questa distanza e per approcciare queste trasformazioni avere anche giovani interessati a lavorare in modo diverso nell'edilizia. Parlando di edilizia, che è un settore vecchio, uno dice che c'entra con la sostenibilità e il riciclo, invece è un cantiere anche questo, cioè si può lavorare risparmiando non solo terreno ma anche prodotti e lavoro e anche essere sostenibili. Sicuramente sì, diciamo che l'edilizia è uno dei settori più importanti da questo punto di vista, è uno di quei settori che ha più strada da fare ma anche più promettente. Ci sono diversi modi di intendere la sostenibilità nel mondo dell'edilizia, il primo di tutti è sicuramente quello legato ai materiali, c'è un'enorme innovazione dal punto di vista dei materiali che sono materiali completamente nuovi ma materiali che possono essere un'idea di economia circolare derivati proprio dalla distruzione, diciamo così, di edifici preesistenti che devono essere ripensati,
stati rinnovati, modificati e diventano materia prima per edifici nuovi, però c'è anche un modo di progettare diverso che deve essere implementato. Questo significa poter immaginare degli edifici che crescono, degli edifici modulari, degli edifici che possono essere, tra virgolette, distrutti in maniera sostenibile, quindi decomposti, e quindi si può recuperare i materiali che vengono poi riutilizzati senza perderne il valore. Quindi c'è un problema di presa di coscienza del settore, quindi appuntamenti come questi servono proprio a questo obiettivo. Sicuramente sì, l'idea di avere una consapevolezza a livello nazionale e internazionale ci si sta muovendo in questa direzione, sono sempre più le aziende che sono consapevoli di questo percorso, c'è la necessità di imparare forse come trasformare il lavoro e l'organizzazione e la gestione delle imprese perché questo diventi una pratica comune, questo si vede anche a livello internazionale, sempre più le aziende sono interessate a capire come trasformare le proprie pratiche di business in maniera sostenibile. Nel settore dell'installazione non c'è una grande rivoluzione, anzi semmai ci sono degli aspetti che vanno tenuti presenti perché cambiano un po' le cose per voi. Sì, infatti quando si vanno a realizzare degli impianti su delle strutture prefabbricate, siano essi in calcestruzzo, in legno o anche in altri materiali, la differenza rispetto a fare la stessa realizzazione nel cantiere è che nel prefabbricato dopo le modifiche sono difficilissime da attuare. Una volta pensata la posizione di determinati apparecchi all'interno di un'abitazione, quella rimane, è difficilissima da modificare. Quindi c'è un tema di progettazione fatta bene, insomma, in accordo con il proprietario. E sotto l'aspetto invece delle nuove leve, com'è per il settore? Perché il tema dell'off-site prevede per l'edilizia anche un cambio invece completo della formazione per i giovani che entreranno nel settore, perché devono cambiare un po' paradigma. Per voi le cose cambiano poco, ma il vostro settore ha difficoltà di reperimento di ragazzi? Ma sicuramente sì, abbiamo bisogno di apprendisti a cui poter insegnare il nostro lavoro e abbiamo bisogno anche di operai, di figure più specializzate, soprattutto se l'edilizia prefabbricata prenderà piede, avremo sempre più bisogno di personale più specializzato a lavorare in loco piuttosto che in cantiere. E invece per quanto riguarda il riuso e la sostenibilità, l'installazione di impianti in realtà è molto coinvolta perché tutte le nuove tecnologie riguardano voi, dall'impianto fotovoltaico al risparmio energetico e tutto quello che ne viene dietro. Beh, in realtà sul riuso già parecchie cose si stanno facendo. Ci aiutano molto quei consorzi per il recupero e per il riciclo dei materiali. Su quasi tutti i prodotti che noi andiamo a smontare e a sostituire bisognerebbe riuscire a creargli una seconda vita. Siamo con Bruno Mazzariol, presidente regionale del Legno Arredo della Confraternita Imprese Veneto, partecipa a questo seminario sull'edilizia off-site, questa evoluzione del mondo edile voluto dalle 4 categorie che si occupano del pianeta casa, un'edilizia che riparte, che guarda con un occhio positivo al futuro, certamente coinvolge anche il mondo del legno. Esatto, esattamente, quindi diciamo che le 3 categorie sono legate indubbiamente da una cosa che è il comparto casa che prevede la collaborazione di queste 4 categorie che naturalmente essendo legate l'una all'altra hanno la necessità di poter cooperare per poter arrivare a una soluzione positiva che la soluzione può essere solo nel momento in cui si riesce a trovare un accordo che possa conglobare tutte queste 4 categorie per avere un risultato economico efficiente. Certo che poi quando si parla di riuso e di materiali ecocompatibili uno pensa subito al legno, agli infissi di legno, ai mobili, alle pareti di legno. Sì, certo. Diciamo che il riuso e soprattutto anche con la ristrutturazione soprattutto anche degli ambienti e delle case, diciamo che sostanzialmente si tenta di poter usare i prodotti che sono già esistenti. Purtuttavia il momento in cui è da fare una valutazione, il momento in cui la valutazione che viene fatta dichiara che la vetustà di questi prodotti meritano di essere sostituiti, quindi diciamo che sostanzialmente per poter mantenere anche un discorso economico si tenta anche il riutilizzo di questi materiali. E comunque diciamo che il legno arredo ha bisogno di un'edilizia che riparta perché è comunque un comparto importante, però è molto molto in difficoltà. È legata, se ricordiamo il passato dove l'edilizia tirava tutte le aziende, non c'era crisi.
Oggi invece purtroppo l'edilizia è entrata in crisi, entrando in crisi dell'edilizia entra in crisi anche tutto il comparto. E quindi oggi dobbiamo necessariamente rilanciare questo prodotto, perché rilanciando questo prodotto automaticamente si rilancia tutta l'economia.